Amici della Gazzetta Sarda e di Catalan TV, siamo al Teatro Civico di Sassari per una nuova tappa del Bogues e Cordas World Strings Festival con i due direttori artistici, nonché parte integrante del tessuto musicale nazionale e anche, oserei dire, anche internazionale, per cui sicuramente in questa edizione qualcuno di voi avrà già visto delle ottime cose e quindi ringraziando per la presenza Raul Moretti e Beppe Dettori per essere qui ulteriormente ancora quest'anno con noi, quindi vi salutiamo, vi saluto io personalmente. Buonasera, ciao Bruno, ben ritrovato. E iniziamo a dire cosa è accaduto qualche giorno fa con la prima di questo festival. Sì, abbiamo la prima che abbiamo ribattezzato in realtà anteprima, perché abbiamo voluto iniziare da Cagliari, dal bellissimo scenario del roof del T-Hotel di Cagliari, al 15° piano, vista sulla città di notte, con il nostro concerto, perché questo festival è la propagazione della nostra concezione musicale, quindi a partire proprio dalla voce e dalle corde, corde vocali, ma poi le corde della chitarra di Beppe e la mia arpa elettrica, in un progetto di contaminazione che prende dalle tradizioni ma poi le apre in dialogo al mondo. Questo tipo di visione si è poi tradotta in Bogues e Cordas anche come festival, e quindi ci piaceva iniziare proprio dalla nostra essenza con un concerto, in questo caso regalato alla città di Cagliari, laddove l'anno scorso avevamo finito invece con lo stesso concerto in chiusura invece qua a Sassari, quindi abbiamo dato una continuità a queste due edizioni. Un movimento circolare, esatto, che ci riporta oggi. A che cosa oggi, 21 novembre, perché noi stiamo registrando questa intervista oggi al 21 novembre, ma vi diremo qualcos'altro. Beppe, oggi che cosa accade? Accade una cosa a cui io tengo particolarmente, perché si tratta della mia grandissima passione del canto armonico, Overtune Singing, detto così, quindi il canto difonico della Mongolia e della Repubblica di Tuva, dove ci sono due gruppi, uno che arriva esattamente dalla Mongolia e dalla Francia, cioè Giovanni Courtet e Nassar Gambold. L'altro gruppo, che si chiamano D-Save, sono due persone meravigliose che si chiamano Lorenzo Pierobon alla voce e vari altri strumenti, e Marco Pancaldi alla chitarra, storico fondatore dei Blue Vertigo, ma poi turnista d'eccezione con maestri della cultura della canzone d'autore in Italia, come Franco Battiato, come Roberto Colombo, il produttore di Antonella Ruggero, Alice e tanti altri. Ha collaborato veramente con tantissimi, proprio per la sua ecletticità nel suonare la chitarra. Questo festival ancora una volta quest'anno quindi è veramente il riflesso del vostro modo di vivere la musica, di intenderla, di dare quel senso anche a coloro che magari vedono questo genere o alcuni di questi generi da voi proposti un po' di nicchia, e in realtà invece sono di grande spessore culturale, perché riescono a mantenere anche una dinamica non solo nel rapporto tra chi ascolta un semplice disco, diciamo così, ma chi viene a godere dell'essenza, dell'effetto stesso di un concerto dal vivo, per capirne quali sono. Usiamo magari una parola vibrazione, che forse può essere esattamente riferibile a voi. Sì. Che cosa quindi questa nuova esperienza vi sta portando
in questo percorso da direttori artistici e non da musicisti e da coloro che vivono la musica? Non so se è una domanda impertinente questa. Pertinentissima, vai. Pertinentissima, non impertinente, Esatto. assolutamente. No, vabbè, noi voglio dire, già come esseri umani porsi in relazione penso che sia la risorsa più preziosa, no, nella vita, quindi figurati come artisti. Questa è una grande occasione Sì. di mettersi in relazione, in contatto con artisti che scopriamo in giro per il mondo, perché l'anno scorso eravamo aperti al bacino del Mediterraneo, quest'anno abbiamo ulteriormente ampliato le connessioni e il raggio d'azione, quindi questa è una grandissima opportunità, no? Di poter invitare qua in Sardegna, che diventa il luogo di incontro e di dialogo, no? A partire dalle sue incredibili tradizioni sulla vocalità, prima di tutto, no? E poi ci torneremo col discorso, con l'argomento dopo, e quindi questa possibilità, questa risorsa di cui noi siamo grati, no? Che abbiamo ricevuto dalla Regione Sardegna, Fondazione di Sardegna, è doveroso ricordarlo, Grimaldi, Sardegna. Grimaldi, sono risorse che sono preziose proprio per riuscire a portare in terra sarda dei progetti che altrimenti sarebbe difficile anche poter vedere e metterli in condivisione al pubblico, che magari per vedere una cosa di così sperimentazione, di estrema ricercatezza, magari dovrebbe prendersi un aereo e andarsi in centro Europa. Noi questa sera per esempio abbiamo questa occasione di farsi questo viaggio meraviglioso di questi due progetti che sono strabilianti, ma di estrema raffinatezza e ricerca, e così continuerà poi nell'arco delle due settimane, perché per quanto mi riguarda sono contentissimo per esempio di riportare in Sardegna dopo tantissimi anni il pioniere dell'arpa celtica in Italia, che è Vincenzo Zitello. È stato un mentore per me, c'è un'amicizia profonda di tanti anni che ci lega, e riuscire a portarlo per una mini tournée tra Macomeri, Iglesias, Cagliari e Sassari, sono contentissimo. Siamo dispiaciuti, questo già l'avevamo purtroppo comunicato, che era in programma un bellissimo concerto, anche quello forse era l'evento clou del festival all'Anstivel, che riceveva il premio Boges al Santuario di Bonaria. Purtroppo per motivi personali non è potuto essere presente in questa edizione. Ha ricevuto il premio, ricordiamolo anche, perché appunto noi il premio Boges e Cordas, esatto, che noi è un premio che vogliamo dare sentitamente, realizzato da Roberto Zirano, un bellissimo lavoro in acciaio. Grande Roberto. Vogliamo dare a chi in qualche modo ha segnato la storia della world music e ha tracciato delle strade che poi insomma abbiamo seguito. L'anno scorso fu Peter Gabriel, per il suo legame con la Sardegna, che ci mandò un bellissimo messaggio, eccetera. E quest'anno è toccato a me, ho scelto due artisti che si sono contraddistinti, hanno portato lo strumento forse ai livelli più alti di popolarità, pur mantenendo un'identità fortissima, come Andreas Vollenweider, che ha segnato poi l'avvio della world music, e ha cavalcato quegli anni che in qualche modo si definivano di New Age, ma la sua musica è molto più complessa, diciamo. Se posso aggiungere, anche affacciandosi al pop. Affacciandosi al pop, perché ha lavorato con artisti pazzeschi. Quindi sì, assolutamente. Quindi per il nostro... Ma lo stesso Vincenzo Zitello, che ha collaborato con Fossati Battiato, è stato il Battiato della prima ora, lui è stato alla sua spalla per anni, e quindi c'è un'arpa che ha dialogato in maniera importante, e alla Stivell, che da partire dalla riscoperta delle sue radici bretoni l'ha fatta dialogare una contemporaneità, portando anche lì ad avere successi incredibili, e poi concluderemo l'ultima settimana sempre tra Sassari e Cagliari con due artisti invece solisti, quindi un'ulteriore variazione nel programma. Perfetto. E avremo Rachele Andrioli dalla Puglia, una polistrumentista vocale, ricercatrice anche lei sulla vocalità, che parte anche lei dalle radici ma dialoga nel contemporaneo, è stata premio Noano, quindi un importante riconoscimento legato alla musica folk italiana.
e finiremo con John Gom, che è, non so, per un chitarrista è come dire veramente un fenomeno del genere progressive picking, sì. che è come usare tutta la chitarra per fare la ritmica, la cassa, il rullo, il tom, il charleston, le percussioni, la linea di basso, l'armonia, la melodia, e in più anche con la voce. Quindi è una cosa veramente straordinaria. È realmente straordinario. Ho avuto modo di vederlo con i miei occhi dal vivo e sono rimasto molto impressionato, e ho cercato di fare di tutto per portarlo nuovamente in Sardegna. Chitarrista dell'anno del 2021, cioè insomma, a livello internazionale l'artista molto... si chiama John Gom, è un artista davvero davvero interessante. E concludiamo questo nostro bel chiacchierare, parlare di quello che avete ulteriormente costruito e portato in essere anche quest'anno con questo insieme culturale che ci sarà anche nel convegno domani, il 22 novembre, quindi noi lo stiamo registrando il 21, questo insieme culturale di un convegno in cui c'è l'anima del canto armonico in ambito anche contemporaneo, oltre che in ambito tradizionale tra Sardegna, Asia. E anche questo è un grande passo vostro per dare anche una formazione all'interno del festival, di una formazione didattica, se così vogliamo, di incontro non comune. A me ha sempre incuriosito il fatto che a una distanza siderale di quasi 7.000 km di distanza dalla Sardegna, cioè la Mongolia, ci fosse questa tradizione molto simile vocale e anche molto simile come motivazioni per fare quel tipo di espressione vocale, e quindi mi ha incuriosito tantissimo questa cosa, sempre, e ho cercato di trovare delle risposte a perché questa cosa esiste in questi due punti del mondo, che cosa accomuna. Ognuna con le sue specificità, ma Gengis Khan ho scoperto anche da pochissimo che Gengis Khan si era mosso fino ad arrivare anche a Venezia, ma soprattutto in Ungheria e in Scandinavia. Quindi Nasa, il linguaggio mongolo non ha niente a che vedere con né la Cina, né la Corea e né il Giappone. Hanno proprio un loro linguaggio differente che, guarda caso, è molto più comprensibile in Ungheria e in Scandinavia e in Russia chiaramente che in Estremo Oriente, che in Giappone e in Cina. Anche questa è una curiosità pazzesca. Il fatto che ci capiamo perfettamente quando cominciamo a fare il canto armonico, sia con Nasa che con Giovanni Curté o con Lorenzo, o mi metto anch'io a fare sta cosa, è micidiale. Figurati con i tenores di Bitti, il Coro Gabriel e con Emanuele Bazzoni. Secondo me domani ci sarà una cosa molto bella. Allora, e grazie al tuo coordinamento, ovviamente. Questo è uno spoiler, ve l'abbiamo spoileriamo, ma è giusto e doveroso. Io sono onorato di questo. Che tesserai questo incontro tra appunto divulgazione e musica, no? La possibilità di avere poi per un pubblico una consapevolezza maggiore di quello che poi ascolta, a partire veramente dalla ricchezza che abbiamo sul territorio, perché una così tante differenti vocalità, tipi di vocalità in un unico territorio mi sembra una cosa piuttosto unica, e bisogna assolutamente portarla sono in completamente risalto. D'accordo, per cui possiamo terminare qua. E amici della Gazzetta Sarda e di Catalan TV, come vedete ancora una volta due direttori artistici prendono la loro anima di musicisti e di coloro che comprendono tutte quelle dinamiche che vanno dalla voce alle mani, a capire qual è veramente il senso stesso di stare a contatto con uno strumento e col pubblico, e lo vedrete anche nelle prossime tappe, per cui noi di Catalan TV e della Gazzetta Sarda vi invitiamo a seguire tutte queste tappe, perché il valore aggiunto è anche dovuto alla vostra presenza, per entrare a contatto con un mondo certamente più specifico, per essere un po' più voi stessi e quindi regalare anche voi la vostra parte di emozioni a coloro che hanno già creato le emozioni per voi. Io vi ringrazio, Grazie a voi. siete stati come sempre e ancora una volta preziosi.
e quindi ci avete regalato un altro spezzone di cultura per noi. Grazie a voi, alla prossima volta per cui ci vedremo per parlare di musica. Grazie Ciao. ancora a voi. Amici della Gazzetta Sarda e di Catalan TV, eccoci per un altro momento culturale proprio con i D-Safe. E adesso capirete esattamente di che cosa questo festival Bogues e Cordas ha voluto regalare al pubblico della Sardegna in un progetto che unisce veramente un ampio momento culturale che va sia dal punto di vista musicale ma anche dal punto di vista vocale. Per cui il concerto di questa sera, qui 21 novembre al Teatro Civico di Sassari, vi darà la possibilità e vi ha dato, per coloro che voi ovviamente siete già arrivati, perché questa intervista la vedrete solo nei prossimi giorni, per capire che cosa esattamente significa avvicinarsi ad un mondo che per molti di voi può essere così lontano dal punto di vista dell'orecchiabilità, se così vogliamo, ma in realtà è vera e propria cultura e noi ve lo vogliamo raccontare e siamo contenti. Siamo con i D-Safe e vi ringrazio per essere qui, Grazie Marco a voi. e Lorenzo. Non vi sto a dirvi quale sia il loro percorso musicale, che è veramente di grande respiro, non me ne vorrete, non me ne vogliono ovviamente loro, ma per entrare subito nel merito di questo progetto così interessante che proponete qui a Sassari. Allora, questa sera proporremo un utilizzo della voce che è un utilizzo ancestrale, antico, ma mediato dalla modernità, dall'elettronica, da un contesto musicale molto anche tecnologico, diciamo, per cui ci piace mescolare questa tradizione, l'utilizzo di questo strumento, però contestualizzato al momento attuale. Ecco, mi sento di dire questo per quello che andremo a proporre questa sera qui su questo palco. La vostra collaborazione nasce da qualche tempo o è un qualcosa che è arrivata negli ultimi, diciamo, momenti di questo, insomma, della vostra carriera, del vostro momento, insomma, musicale, e da che cosa è nato esattamente? È una scoperta personale, è un qualcosa per fare una nuova sperimentazione? Non so se sto dicendo delle parole poco esatte, ma è giusto per far capire a casa quale può essere il momento in cui due artisti si incontrano. Allora, l'origine di questo progetto risale al 2004. Abbiamo cominciato i primi esperimenti da camera, suonando nello studiolo, misurandoci con due approcci diversi, perché lui ha sempre lavorato nella direzione di questa esplorazione che affonda anche in radici etniche e poi arriva dalla musicoterapia. Io invece sono proprio un chitarrista rock, anche se è un rock particolare, quello dei King Crimson, di Robert Fripp, quindi sicuramente non troppo mainstream, però insomma arrivo da quel territorio, poi ho suonato tanto con i Blue Vertigo molti anni fa, quindi è un mondo rocchettaro il mio. Sono poi arrivato a queste che possiamo chiamare delle sperimentazioni, quasi di pari passo con una sorta di esplorazione interiore. Ho iniziato con lo yoga, un po' di meditazione, non sono un grande meditatore, però insomma qualche esperienza in quella direzione, e devo dire che quella scoperta, invece la musica che coltivavo fin da bambino, sono due cose che si sono rinforzate l'una con l'altra. E quindi, riprendendo il filo della risposta alla tua domanda, abbiamo iniziato nel 2004, abbiamo registrato molto materiale in maniera molto libera. Il materiale è rimasto lì per molto tempo, abbiamo fatto qualche concerto timidamente, in realtà poi abbiamo ricominciato in modo veramente determinato nel 2017. Abbiamo risentito le vecchie registrazioni, che poi sono diventate il nostro primo album pubblicato su Bandcamp, e a quel punto avevamo evidentemente più determinazione, quindi abbiamo trovato
sempre con la difficoltà della proposta che facciamo, che è sicuramente sperimentale, inusuale, richiede... Noi diciamo che servono le prove di ascolto ai nostri ascoltatori più che le prove musicali a noi, perché c'è una componente improvvisativa Quindi non ho sbagliato quando ho rilevantissima. detto lontano un po' dall'orecchio generale. No, assolutamente. Però probabilmente è, perdona se ti ho interrotto, ma probabilmente è il valore aggiunto di quello che si fa, perché se sono due territori che si sono incontrati, due territori con due apparenti differenze, o forse lontanissime differenze apparentemente, No, ma in realtà si è sono come ritrovati. dici, sono d'accordo. Scherzando, pochi giorni fa un nostro carissimo amico musicista, su cui si giocava sull'idea di coinvolgere un terzo elemento, perché in realtà nei nostri live quasi sempre, quando è possibile, coinvolgiamo un terzo elemento che può essere un musicista. Abbiamo avuto da clavicembalisti, quindi musica classica lontanissima, un sitarista indiano, ma invece musicisti elettronici, una volta con un attore che declamava dei suoi scritti, quindi una volta con un impianto di amplificazione particolarissimo. Quindi cerchiamo sempre la terza forza neutralizzante, Gurdjieff la chiamerebbe così. E quindi, partendo da quell'idea, chiedevamo a un amico, riprendo il filo del discorso, quale potrebbe essere un nuovo terzo elemento, e lui, scherzando, ma è centratissima la battuta, diceva: vi serve uno che sia stufo di suonare, come voi. Cosa intendo dire? Noi siamo sempre un po' sul filo del paradosso. Stufo di suonare significa che a un certo punto il solito approccio, il solito suono, il solito linguaggio ti hanno talmente saturato che il rapporto con la musica tu lo vuoi mantenere, perché la musica, come noi la intendiamo in senso metafisico, è un legame indissolubile. Ma il rapporto con la musica, quella che si sente alla radio, quella che si sente tutti i giorni, che si sente per esempio al Festival di Sanremo, ma è il primo esempio deteriore che mi, oppure a X Factor, dicevo, il rapporto con la musica rimane, ma è come se fossimo veramente stufi di quel linguaggio che troviamo si sia deteriorato. E allora mi permetto di dire, se ho capito bene, questa forma di dare e avere continuo deve avere nuovi spazi, nuove idee, e credo anche che si possa dire che ci sia anche un flusso filosofico vostro. Assolutamente. E penso di aver capito bene su questo fatto, e per cui mi voglio riallacciare a ciò che accadrà e che evidentemente è accaduto il 22 novembre, proprio perché vedranno solo fra qualche giorno, questo vostro rapporto e ruolo nel convegno, che è il Bogues e Cordas World Singers Festival. Quindi i due direttori artistici hanno ingegnato e creato per inserire la vostra identità in un'identità isolana, fortemente tradizionale, eppure aperta a quello che non è il modernismo, ma una filosofia vostra. Guarda, è semplicemente il ritrovare questo strumento antichissimo, il cui software viene aggiornato costantemente da millenni, per cui, per dirla in una modalità un po' più tecnologica e moderna, la voce è un device il cui software viene aggiornato costantemente da migliaia di anni, e noi siamo qui appunto per questo, per creare una trade union tra l'antico e il moderno, tra l'Oriente e l'Occidente. Siamo qui per stendere dei ponti, sostanzialmente. Io personalmente sono molto contento di questo, anche perché poi vi avrò anche domani, insomma, per il convegno. Allora potremmo chiudere qui, se siete d'accordo, e invitiamo veramente amici della Gazzetta Sarda e di Catalan TV ad avvicinarvi ad un approccio un po' più specifico, approfondito, a coloro che nella musica non solo mettono la loro parte carnale, e quindi anche nel ruolo stesso delle dita che accarezzano delle corde, oppure di una vola, di una gola, e magari anche di un canto culturale che deve andare un pochettino così nell'aria verso di voi, ma di avvicinarvi a quello che è un pensiero e quindi anche un movimento stesso di tutta una psiche che è culturale. Amici della Gazzetta Sarda e Catalan TV, noi vi ringraziamo per essere stati qui per questa bellissima chiacchierata. E il valore aggiunto che avete dato e che date a questo festival è per noi che vi vediamo qualcosa di veramente importante e interessante, e non sono parole fatte. Molte grazie. Grazie. Un saluto ancora a voi e alla prossima. Grazie.
Amici della Gazzetta Sarda e di Catalan TV, siamo ancora qui al Teatro Civico di Sassari alle porte del concerto del 21 novembre, per cui voi vedrete questa registrazione solo tra qualche giorno, in compagnia di uno dei due duo che ci saranno appunto questa sera, che quindi hanno dato la loro espressione musicale e culturale a questo evento all'interno del Bogues e Cordas World Strings Festival. E siamo con Nassan Jargal Gambold e con Johanny Quartet. Il duo che mostrerà veramente qual è la specificità di una vocalità e di un insieme musicale molto particolare, regalato qui a noi a Sassari dal Bogues e Cordas World Strings Festival. E inizia appunto con colui che ha questo strumento così importante e particolare in mano, e allora grazie alla traduzione del nostro amico Costantino Idini, che è fuori campo ma ci darà la possibilità di comprendere meglio che cosa esattamente oggi vedremo qui sul palco del Teatro Civico di Sassari. He's asking what you're gonna play tonight. What is the Mongolian or English? Yeah, Mongolian. Mongolian. In English. English also. Because I have to. We play today is Mongolian traditional folk songs, and Mongolian throw singing, Mongolian undertone singing. Yes, with. E questo strumento musicale che hai in mano, che cosa si tratta? Explain the instrument, yeah. This is Mongolian horse head fiddle. This is Mongolian instruments. Che accompagna il canto? Che accompagna il canto? He will follow you. He will follow your singing. This instrument? Yeah. Or is part of your singing? Yes, with singing. Okay. Yes. Per È cui parte del accompagna canto. il canto, e quindi vedremo questa esibizione così particolare. Qualcosa adesso chiederò a Johanny sulla particolarità vocale del canto armonico. You want to know specific about Yes. the harmonic singing. So in Mongolian, what we call humi means literally pharynx, one part of the vocal apparatus we use to sing. And the particularity of this vocal technique is not exactly a way of singing, it's more like sounding with your voice. So it's very specific to Mongolian and Siberian culture, and it is linked to the imitation of the sounds of environment of the nomads and the sounds of the nature, bird songs, the water flow, the blow of the air, of the wind. And one person produces several layers of sounds at the same time. There is one vocal drone, and at the same time you can hear a lot of resonances from the voice, and within these resonances a harmonic melody line for some of the style. And there is a lot of different techniques to do it, with one drone, with two drones, and for the Mongols, this vocal technique is also an expression of the way they see the world vertically. It is linked to this perception, this vertical perception of the world. Bene. Brevemente Costantino, Brevemente. io poi Lui stava darò- spiegando che questo non è un canto ma è un suono dove col loro canto imitano o comunque riprendono i suoni della natura, quindi il vento, gli uccelli, Benissimo. eccetera. I mongoli vedono questo modo di produrre approcciarsi, suoni certo. in mondo in verticale. Perfetto. Non in-
E allora, molte di queste informazioni le vedremo domani, e quindi il 22 novembre, per coloro che insomma vedranno questa intervista sono già venuti a scoprire il mondo del convegno relativo al festival appunto che ci sarà alla Fondazione di Sardegna, e per cui tutto ciò che realmente ora hanno anche detto, noi non abbiamo tradotto specificatamente per Felipe Signo, lo vedrete domani. Un'ultima domanda a tutti e due, e possono rispondere insomma o uno o l'altro. Questo convegno che ci sarà di ambito internazionale domani, l'incontro con il canto a tenore sardo e anche con l'altra espressione del canto lugudorese, che cosa può essere per loro dal punto di vista personale incontrare questa cultura sarda? It's about tomorrow convention, international convention, about the encounter with the Sardinian and singing. What is going to be for you this encounter? How do you expect? What do you expect from tomorrow? Any one of you can answer. Anche nella sua. Чи гэхдээ хүмүүстэй танилцаад бас юу болох вэ тэгээд юу хүсэж байгаа вэ гэж. Тэгэхээр чинь тийм сардины юу гэл сонсмоор энэ тийм артын юм уу тийм тэрийг таньж мэдчих. Yeah. So we are very looking for meeting the Sardinian traditional singers and musicians, and to discover their way of singing, of course. Vogliono scoprire il loro modo di and their cantare, point of view on i punti di vista. What is traditional music here? Com'è la musica tradizionale qui? And as far as I know, because I had the chance to collaborate with some Concordu e Tenore di Rosei, you know, several years ago. Conosco bene coi tenori di Rosei. I know that there is some vocal techniques within the tenore style and the Mongolian style very common. The low style of throat singing and the medium style are very close. So it's very interesting to hear those voices and maybe trying to sing with them. Right? Sono molto interessati a questo tipo di musica e quindi non vedono l'ora di domani di poter interagire con loro. Perfetto. Allora, noi vi ringraziamo per essere stati, thank you so much. Grazie. Grazie. Per essere stati qui con noi, amici della Gazzetta Sarda e di Catalan TV, grazie anche a Costantino Idini per la sua partecipazione e il suo aiuto nella traduzione. E allora un buon concerto a tutti voi e come si dice da noi, a nos bidere, a nos intendere, l'ho detto in Sardinian language. Buon concerto a tutti e allora seguite il Boges e Cordas. Thank you. Thank you. Yeah.